che sono ritornata all'indietro di diversi anni. E quando ero ragazzina, che andavo nel giardino di mio nonno e lì c'era un signore che prendeva il ramoscello, li strisciava e si faceva tutte le stecchine per fare i gesti. Capito? Sì, certo. Quindi io mi commuovo in questo lavoro che vedo fare perché mi ricorda mio nonno. Le emozioni che trapelano nei suoi occhi. Dimostrano Che faceva pure lui la forma del cesto, ma non riusciva mai a fare la conca, a salire. I momenti del genere riaffiorano tanti ricordi, ricordi dal grande cuore che noi testimoniamo in questo nuovo video. È bravissimo, È bravo veramente. è bravo, è bravo. E non mancheranno anche simpatici momenti di confronto. Allora che mi dice, si può fare... Ma io ne ho parlato con lei, scusa. Il sistema che si usava una volta, non ora. Lui per facilitare la situazione le sta facendo i buchi. Che mi dice? Pure mio zio ci faceva i buchi. Ecco. Ecco. Perché li sapeva fare in quel modo. E allora c'è bisogno, ma io non è che c'è Abbiamo fatto un paio di giri, signori. Abbiamo fatto un paio di giri, ora iniziamo quello che è a formare il fondo del... E per andare sopra... Ci vuole passione, ci vuole pure intelligenza a sapere fare. Ma è naturale, se non c'è quella non si può fare Se non c'è niente. quella non si può fare. Ora facciamo vedere a tutte queste belle persone come si fa un panaro siciliano. Intanto andiamo a prendere quelli che sono i tralci. Ma prima di procedere con l'illustrazione, ecco la sorpresa del signor Filippo. Grazie. Questi sono fatti in casa, signor, nel forno a legna, come si facevano una volta. Sì, lo so. Quale vuole lei, Prendilo signora? tu uno qualsiasi. A vedere. Grazie. La faccio anch'io. Una darella. Ma com'è nata l'idea di questo bagno di emozioni e creatività? Lo chiediamo a Giuliana. Filippo è un gioiosano come me. Per cui, essendo un mio vicino di casa, ho detto: Filippo, ma vorresti venire dai nostri nonnini? Accoglieranno sicuramente la tua persona e il tuo lavoro con grande entusiasmo. Ne ho parlato con loro, così è stato. Filippo, nella sua straordinaria bontà, ha accettato e Se siamo... ci fossero queste persone che facessero queste cose, che si facevano una volta, che non ci fosse niente. Oggi non sarebbero ricordate. Oggi non sarebbero naturalmente. che facessero qui. In base alla grandezza, già lo dobbiamo stabilire ora, in base alla grandezza che gli vogliamo dare al panaro, lo dobbiamo stabilire adesso. Noi oggi lo facciamo non molto grande. Ne dobbiamo preparare 8 di questi, tutti della stessa misura più o meno, poi magari li aggiustiamo via via che andiamo avanti. Cerchiamo di prendere tutti della stessa grossezza. E questi sono praticamente quelli che noi facciamo vedere ora come iniziare il fondo. Da qua ora li spacchiamo e facciamo la crocetta. Signora Tinde, la dico bene? E lo spacchiamo. Io già l'ho fatto con il coltello e lo spacchiamo. Vedete? Ora qua dentro vanno questi qua. A uno. E questo già è uno. Ora spacchiamo altri come questi. Sempre con il punteruolo.
e andiamo a mettere sempre qua dentro. Con il punteruolo abbiamo finito, ora mettiamo altri tralci qua dentro in questa maniera. Tutti nella stessa misura, in modo che abbiamo creato una crocetta. Signori, dico bene? Si ricorda bene lei? Posso chiedere una cosa? Sì, prego. Una volta non si faceva questo lavoro, doveva bucare le... Come si faceva? Si faceva di sopra, crociare così. Sì, sì. Ma no, bucare Sì. la virga. In diverse maniere si faceva. Così però viene abbastanza solido Solo e perché fermo. non si vede il lavoro in questa maniera. Ha In visto? questa maniera si vede, certo, solo quello. E questo ora lo andiamo a mettere in questa fessura che abbiamo creato qua per poter mettere. Ecco, questo volevo dire. Volevo chiedere proprio quello. Sì, Perché lei la croce la doveva impilare poi. no, e io invece faccio così. Ha visto? Questo ora non si vede più. Parto con questo e facciamo così. Ecco, Uno sopra era e uno la sotto. stessa cosa, però non tagliarle, Uno sopra e uno sotto. infilarlo. Signora Tindara, mi conferma? Sì, Uno sopra e uno sotto, sempre così. Visto? Sempre così. Visto che già inizia un pochettino a vedersi la Lo forma. faccio vedere alla signora. no, io E allora che mi dice? Si può fare. Ma io ne ho parlato con lei, si può scusa. fare il sistema che si usava una volta, no ora. Lui per facilitare la situazione le sta facendo i buchi. Che mi dice? Pure mio zio ci faceva i buchi. Ecco. Ecco. Perché li sapeva fare in quel modo. E allora c'è bisogno, ma Visto? io non è che ci ho Abbiamo detto fatto un paio di giri, signori. Abbiamo fatto un paio di giri. Ora iniziamo quello che Ecco. a formare il fondo del. E per andare sopra. Ora piano piano. È un compito, chi deve fare il Piano piano. non c'è bisogno che stiamo io, nessuno. Ora piano piano, signora, vi facciamo vedere come intrecciare il fondo. Il principio è questo qua. Il principio del cesto, il fondo. Esatto. Che principio è questo qua? Signora, ha visto? Da una bacchettina già? Sì, ora lo facciamo vedere. Li facciamo ad ago perché li dobbiamo inserire là dentro. E facciamo così ora. E da qua parte quello che è la composizione del fondo. Facciamo uno, Andava avanti, sopra quello. Lavoro. no, questo per fare il fondo. Devo fare pure prima. No, questo prima è... No, lo potevo fare pure prima. Non poteva fissare così. Invece di tagliarle, di crociarle, Sì, sì, crociarle, sì. Però lateralmente lei ci poteva mettere queste cose e tirava sopra. Però, signor Calega, il suo modo di lavorare è quello. Io non sto parlando non per impararlo. No, lo so, Si certo. faceva quel lavoro prima. Io non è che lo voglio imparare, io lo voglio capire questa situazione. Perché lui lavora in un modo, però prima non si lavorava in questo modo.
Cioè, si lavorava anche in quel modo. Lega. Che capitava, si poteva lavorare da maniera. Questo? Io mi ricordo che se cercavano le cose di là, si mettevano di piede da sopra e cruciavano e canavano. Dopo quando trovavano trovare ci mettevano la casa. Alcuni magari lo facevano così, altri, per esempio lui, Lui ce la fa in quel sì, modo. lui ha preso la sua Il arte. sistema di prima era differente. Ora lei deve vedere se poi c'è differenza nel lavoro. Ma se lei sta facendo il suo lavoro, lo deve sapere fare bene. Non è che io le posso dire come deve farlo. No, non glielo posso dire. Io le posso dire solo che una volta si faceva in quel modo. E basta. E poi se la vedono lei come faccio. Invece da te lo facevano come lo sta facendo lui, vero? Ognuno lavora con le Infatti, sue... sì. Ma da te come lo facevano, Tindara? Prima facevano un fondo e poi ci infilavano i fili che chiamano. Ecco, Dopo, quando era fatto un fondo, si tutto. faceva quando era fatto un mondo, si faceva su davanti Sì, dopo. signore. E c'è differenza, Tindara, fra Ah, quello, non lo so io, no, non fra lo quello so. che facevi tu e quello che sta Io facendo? facevo, no, io le scusami. vedevo fare. Le vedevi fare, scusami, Tindara. La differenza è nel lavoro che si fa ora. Lo faceva mio zio. È giusto? Che fotografie Non è che poi si fa la differenza quando ci mette la canna, no? No, parola. per Lo il so suo perché metodo. sei bella, amore. Sei bella, te la fa Ognuno per lavora questo. col suo metodo. Sì, ognuno col suo metodo, sicuramente, ecco. Si continua la creazione del cesto, del panaro siciliano. Adriano, tu questo lo devi mettere in conto, Innestiamo sempre. E ora dobbiamo cercare, signore, ascoltatemi. Ora questi li dobbiamo portare tutti alla stessa distanza, piano piano. Che li dobbiamo portare tutti alla stessa distanza. Questi li togliamo. Invece da ora non si tagliava quello là. Si canava fino a arrivare alla treccia. Poi si faceva un giro di treccia e poi si pensava a Dio. Lei sa, è il suo sistema. E basta. Io quando facevo il mio lavoro, alcune volte capitava di modificarlo, però non lo modificavo per bravura, lo facevo per comodità. Adesso diciamo cosa stiamo facendo, illustriamo questi vari momenti. Lo stiamo fermando quindi e bloccando? Sì. Stiamo cercando di creare il fondo e portare tutti questi tralci che abbiamo messo tutti alla stessa distanza, man mano che facciamo i giri con i fili di salice. Ma il capo non lo so, ma ieri non c'era. Non ci vuole che ne chiude tutto, è vero? Ricordiamoci sempre, Ma guardate che veramente quanto è... Ieri il fratello quello di ieri. prendiamo altri fili. Straordinario veramente questo, straordinario, la prima volta che vedo una innestiamo. lavorazione di questo tipo. No, non è che devo andare a fare i conti. Non deve imparare questo lavoro. Sempre. E da qua adesso la vedo.
dall'inizio ce lo deve fare vedere. Però Io dico- questo lo so che ci pensano, però questi qua li deve lasciare fino a che lei arriva a Treccia. E allora se ci vogliono l'auto ce la va a mettere. Certo, li ma ci dobbiamo metteva aggiungere. prima. Che li dobbiamo Non c'era aggiungere. bisogno di bucarle. Visto, signora? Stiamo facendo, stiamo Scusi, non realizzando voglio il vedere, fondo lei non voglio. per il cesto che stiamo realizzando, però giustamente se mi metto ogni volta, capito? Non finiamo più per fare. Hai visto? La persona che capisce lo vede il lavoro, non è che non lo vede. Ci faccia vedere. Hai visto, signore? Bellissimo, base, bellissimo. Piano piano, Bello, piano piano. guarda. Piano piano si forma. Sì, si Certo, forma quello che è il fondo. L'intreccio dell'inizio del cesto. Sì, 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 sì. Visto? E ora continuiamo. Sempre così. Quando ero ragazzina. Innestiamo il nostro filo. Ma scusi, lo capito. Vediamo se mi ricordo bene. Quando lei aspetta la croce, Sì, poi ci faceva la punta alla virga. Impelava le tutte e andava avanti, una lenta e una in ha alto. visto che già sono quasi tutti alla stessa distanza, signora Tindara. Si ricorda? Però non faceva altro che... Tutti alla stessa distanza li abbiamo portati man mano che siamo andati avanti. Incomincia a prendere forma il cesto, il paniere, quello che fa, non lo so. Quindi a che punto siamo, Filippo? Ora lo chiudiamo il fondo. Ok, il fondo è chiuso. Ora diamo una bella pulita. Dopo ora ci si l'altra cosa, Sì. Signora, lo stiamo pulendo. Rina, lo stanno pulendo. Guardalo. E allora ora innestiamo questi per poter poi creare, questi si chiamano colonne, li chiamiamo, per poi creare il cesto, per mettere poi la canna attorno e poterlo realizzare. Questa attività era differente alla lavorazione della ceramica. E nei commenti troverete il link del video completo con tutti i passaggi. Per quanto riguarda la chiusura del cesto, prossimamente, signor Filippo, faremo un video dedicato alla chiusura. Sì, tutto completo, dedicato soprattutto alla chiusura. E allora riusciamo tutti insieme a fare un applauso al signor Filippo? Riusciamo? Battiamo le mani. Sì, dai. Andiamo, un applauso. L'applauso
al signor Filippo, che è riuscito a emozionare tutti, Complimenti di questo lavoro, complimenti. a portare indietro nel tempo i tanti ricordi scalfiti nella mente degli ospiti, che si sono emozionati e arricchiti ulteriormente. Complimenti Filippo. Grazie Giuliano. Ciao, ciao Adriano, grazie a te, grazie a voi, grazie, perché è veramente stato un momento emozionante e proprio per loro, che comunque sono, come dire, un po' bambini, ecco, questo non può, come la signora Elia, riaffiorare ricordi meravigliosi. Grazie. Signor Filippo, cosa diciamo per salutare tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia? Io ringrazio tutte queste persone che oggi mi hanno accolto qua veramente con tanto entusiasmo come un figlio. E poi gli ho ricordato un pochettino quella che era la loro infanzia, solo questo voglio dire. Complimenti ancora! Un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. E al prossimo video, grazie!